Salve a tutti, vediamo ora perché non ha alcun senso dire che 20 gradi centigradi sono il doppio di 10 gradi centigradi, una cosa che magari si può sentire dire in giro, o analogamente che 200 gradi sono il doppio di 100 gradi. Vediamo di capire perché non ha senso. Allora, prima cerchiamo di capire perché qualcuno avrebbe da dire questo. Qui abbiamo 0 gradi centigradi, 10, 20, questa è la nostra temperatura T1, questa è T2. Uno direbbe che è il doppio perché partendo dallo 0 questo intervallo di temperatura è il doppio di questo. Ok, T1 è un mezzo di T2 prendendo qui lo 0, ma proprio questo è il punto, che noi abbiamo scelto lo 0. Lo 0 dei gradi Celsius è la temperatura la temperatura di fusione del ghiaccio. Però è una scelta, potevamo mettere lo 0 in qualsiasi altro punto. Infatti la scala di gradi Fahrenheit ha messo lo 0 in un altro punto dove accade un altro fenomeno. È una scelta che possiamo fare. E quindi il fatto di essere il doppio o no dipende da questa scelta, è proprio questo che volevo spiegare, perché noi in teoria potremmo scegliere una qualsiasi temperatura come 0, fissiamoci sempre queste temperature T1 e T2 che rimangono, no? Qui in un certo senso sembrava che questa è il doppio di questa, ma se noi ci prendiamo un nuovo 0 di una scala qui sui meno 10 gradi Celsius e andiamo a vedere questi intervalli di temperatura, vediamo che questo T1 è 2 terzi di T2, non è più la metà. Immaginiamo di prendere lo 0 a meno 20 gradi Celsius. Allora vediamo che questa nostra temperatura T1 è 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 e 3 quarti di T2, non è più un mezzo. O addirittura se prendiamo più in là, se prendiamo il nostro 0 sui 5 gradi Celsius, vediamo che T1 è addirittura soltanto un terzo di T2, neanche la metà. E questa è una scelta, cioè si può scegliere dove si vuole lo 0 e quindi non ha proprio senso. C'è soltanto un caso in cui ha senso, ponendo lo 0 sullo 0 assoluto della temperatura. La temperatura di 0 Kelvin, di meno 273,15 gradi Celsius, perché a quella temperatura in teoria tutte le molecole stanno ferme. Allora, in un certo senso, la temperatura doppia corrisponde a un'energia cinetica doppia delle molecole. Allora lì può avere un senso dire questo. È l'unico caso. Ed effettivamente, come conseguenza di tutto questo, abbiamo che quando noi dobbiamo, in una formula, dobbiamo moltiplicare una temperatura, quella temperatura deve essere sempre riferita proprio allo 0 assoluto, deve essere espressa in gradi Kelvin, se no non troviamo i giusti risultati. Questo è importante per gli esercizi. Sempre quando dovete moltiplicare o dividere con una temperatura, dovete usare i gradi Kelvin, proprio per questo. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.